Siamo adesso in compagnia di Raffaele Padrone, dirigente sindacale di FSP Polizia di Stato. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi, buonasera direttore. Volevo chiederle questa sera, vista la notizia di alcuni giorni fa che riportava di un agente di polizia che si era sparato per la strada a Monteverde, un commissariato di Roma, se non sbaglio, era in servizio insomma quando è successo l'evento, e volevo chiederle appunto come mai secondo lei, che cosa può aver portato un agente di polizia a un gesto così estremo? Ma la notizia del suicidio del compagno, amico, collega, è Fabrizio, non dico il cognome per correttezza, ma anche se è sui giornali. Comunque Fabrizio era un agente operativo e appunto, come ha detto lei, faceva servizio al commissariato di Monteverde presso l'ufficio immigrazione. Diciamo che quella di Fabrizio è l'ultima della escalation che abbiamo avuto quest'anno. La settimana scorsa un altro collega che avevo conosciuto in un'aggregazione in Sardegna, in un reparto operativo della Polizia di Stato, a soli 50 anni, si è tolto la vita col medesimo gesto. 2 settimane fa, 3, abbiamo pianto una collega di Padova. Vi dico che sono 60 le morti in divisa di colleghi che si sono tolti la vita con le loro problematiche nella Polizia di Stato o negli uomini dell'Arma. Il problema, vede, che noi ricriminiamo sindacalmente è questo: ci sono tante belle commissioni, come un po' nella politica generale, no? Le commissioni, ma nessun governo è riuscito a imporre al Dipartimento e quindi al Ministro dell'Interno di fare una commissione speciale seguita da psicologi che possa seguire le persone bisognose, le persone che hanno bisogno di un consulto di uno psicologo, perché molte volte non andando a centrare la problematica specifica di questo caso, del caso del collega Ivano che, ripeto, si è tolto la vita, della collega, ma 60 colleghi si sono tolti la vita con l'arma in dotazione. Per arrivare a questo gesto significa che abbiamo dei problemi, ci sono dei problemi, ma legati a tutto, dall'economico allo stress correlato dal lavoro. Questa è la cosa importante, no? Lo stress correlato dal lavoro che di un soggetto particolare, ma neanche tanto sensibile, ma in quel momento della propria vita decide di fare un gesto del genere, non lo puoi denunciare e diventa un grave problema. Perché non lo puoi denunciare? Perché immediatamente, se io prendo e vado dal nostro medico del corpo, presso tutte le questure c'è un medico, a volte, e diciamo e raccontiamo qual è il nostro problema, è finita. Al collega viene ovviamente ritirata l'arma, viene ritirato il tesserino di riconoscimento, viene ritirata la placca identificativa, le manette. Viene quasi praticamente etichettato come una persona che non sta bene, quindi non può operare. Ma allora, sotto l'aspetto organizzativo questo ci sta, proprio perché abbiamo un'arma, giusto? Ma tutto il resto che manca viene mandato ogni anno e ogni mese e ogni settimana a delle visite specialistiche che poi trovano il tempo che vogliono, ma fuori dal servizio non è più nessuno. Vieni, come diceva lei, etichettato anche talvolta dai stessi colleghi, e quindi a casa magari con uno stipendio ridotto, in una malattia che ti viene segnata in un foglio matricolare, che è la nostra pagella,
e ti rende al ridicolo degli altri. Manca una commissione che abbiamo ricriminato da anni, guardate che è da anni che succedono queste cose, quest'anno veramente 60, grazie a Dio siamo alla fine dell'anno, ma non ne dovremmo contare più. Però di 60 in un anno 60 in un anno diventano, se fate il conto delle settimane, ce n'è una a settimana. Cioè non è possibile che io non possa denunciare ai miei superiori che ho un problema banale, che sia quello familiare, magari la separazione, è subentrata il pagamento, la moglie vuole questo, i figli, devi uscire da casa, devi comunque pagare un avvocato, c'è una gestione particolare che in un momento particolare tu vorresti sfogare e chiedere aiuto a qualcuno. Bene, non abbiamo ancora una commissione che investe riservata, no? Mi piace perché fanno i numeri unici per le persone, i telefoni azzurri per i bambini, e non abbiamo ha nominato che è quello che dovrebbe seguire il tutore dell'ordine a gestire anche regolarmente la propria condotta. Cioè, basta che uno si comporti secondo un giudice in maniera diversa all'interno del proprio turno di servizio, viene immediatamente, no? Sappiamo, ve l'ho detto tante altre volte, c'è un procedimento disciplinare interno, poi devi subire un processo, devi pagarti l'avvocato, nessuno te lo ripaga. Adesso per questi ragazzi abbiamo fatto una colletta con un'associazione per i funerali, perché poi la condizione familiare, se erano disgraziate prima, adesso sono doppiamente disgraziate. Certo. Quindi c'è tutto un'attività sindacale che noi stiamo facendo da anni, ma che ancora il Dipartimento della PS non ci dà, perché non c'è una commissione medica specialistica, va bene, e non c'è soprattutto una commissione che segua questo fenomeno suicidario a cui l'amministrazione è miopa e sorda. Anche perché il suicidio appunto è un gesto estremo portato da una serie di condizioni se possono essere affrontate prima non si arriverebbe ovviamente. È chiaro, ma se non posso denunciare, guardi, ho un problema, mi sono separato e devo dormire da qualche parte perché non ho più neanche, sappiamo poi, no, ma dico la separazione, ma può essere una malattia della moglie, la perdita di un caro genitore, cioè voglio dire, i problemi sono tanti, tantissimi, e tanta gente ha questi problemi, no? Nel mondo del lavoro. Del lavoro anche nel mondo del specifico. lavoro, questo è, no? Se guardiamo il mondo del lavoro, benissimo, certo. C'è un particolare, è grande, che noi abbiamo un'arma. E se uno arriva a usare la propria arma in dotazione per togliersi la vita, è un gesto disperatissimo. Un'altra persona magari ci pensa 2 volte a impiccarsi, un altro ci pensa 2 volte a buttarsi al fiume. Però quanti di queste persone qualcuno è andato a curarle? No. E allora come si muore le morti bianche sul lavoro per un collega che deve essere aiutato? Io spero che questo nuovo governo, auguro, no? Perché una volta mi è stata fatta la domanda cosa vorresti da questo governo, che imponesse anche il ministro al capo della polizia e al dipartimento di accelerare questo iter per la formazione di una commissione formata da esperti, da medici, soprattutto psicologi, che possano parlare con i colleghi, perché se no, non dico la prossima settimana, mi auguro mai più, ma saremo di nuovo, ripeto, a parlare ancora di qualcuno che per un problema che poteva essere curato all'inizio, no? Si parla di prevenzione, noi non possiamo fare prevenzione. Grazie allora Raffaele Padrone per questo interessante intervento, l'aspettiamo lunedì. Posso fare gli auguri al nuovo capo di gabinetto della questura di Pordenone, che andrò a incontrare, ma che conosco da tantissimi anni, il vicequestore Massimo Livotto, è stato mio dirigente alla squadra mobile. Gli auguro nel ritorno nelle forze dell'ordine, nella Polizia di Stato e alla questura di Pordenone un sincero buon lavoro per il nuovo incarico.
Grazie, mi associo insomma agli auguri per un buon lavoro, grazie a Grazie Raffaele a voi. Padrone per essere stato con noi. Noi ci fermiamo per un istante, per un piccolo break pubblicitario e poi torniamo qui con tutte le altre informazioni e approfondimenti, non andate via.